Aspettate, sto pigliando un attimo un caffè. Allora un po' caffè, una sciacquata a ruote e poi iniziamo una ricettina al ballo. Voilà. Allora ragazzi, questa volta faremo delle belle frittatine di pasta utilizzando della mozzarella, della mortadella, del parmigiano, della provola, poi della besciamella e del prosciutto affumicato. Allora, della besciamella noi adesso la andremo a insaporire con del timo limonato e del basilico, quindi lasciamo per un po' di tempo così la besciamella. E nel frattempo però abbiamo messo anche l'acqua a bollire, dove andremo a bollire praticamente i nostri ci vorrebbero i bucatini, ma non ce l'ho e non me ne frega un beato cazzo, e c'ho i spaghettoni, quindi andiamo a mettere spaghettoni. Logicamente andremo a mettere anche altre cose tipo, non so, funghi, quello che avete voi a disposizione. Domani si parte per il Marocco, quindi mi faccio un po' di questa roba qui. Ah, i piselli ci stanno, voilà. Andiamo a prendere un po' di piselli, un po' di funghi. Voilà, i piselli ci sono, un po' di funghi, spaghetti ci stanno, possiamo anche iniziare la nostra ricetta. Adesso andremo a insaporire la nostra besciamella con del pepe bianco, un po' di sale, poi andremo a mettere del basilico e del timo limonato. Voilà. Pepe bianco, sale rosa, basilico, un po' di timo limonato. Logicamente questi sono optional, quindi potete mettere quello che cazzo volete voi, e quindi la andiamo praticamente a insaporire. Questa quantità di besciamella può servire per 250 grammi di pasta, quindi noi faremo delle frittatine con 250 grammi di pasta. Adesso abbiamo i nostri piselli, i nostri funghi sono già cotti, se volete potete anche insaporirli voi mettendo un po' di cipolla in un pentolino, facendo sciogliere, facendo un po' andare con un po' di burro, e poi mettete i vostri piselli. Avete fatto il condimento sia i piselli che i champignon, quindi fate cuocere per un po' di tempo, avete fatto il vostro condimento saporito, oppure potete rimanerli così. Voilà, stiamo andando un po' a dorare la nostra cipolla con il burro. Quando incominciate a sentire l'odore della cipolla, arrivate a questo punto potete già inserire il prosciutto per evitare che la cipolla praticamente bruci. Quindi inseriamo il nostro prosciutto, un poco, questo è giusto per dare un po' di grasso a tutto il composto. Adesso potete aggiungere, non so, un po' di sale, un po' di pepe, non esagerate troppo perché sale e pepe è presente anche già nella besciamella, ok? Un po' di sale, un po' di pepe. Adesso andremo ad aggiungere i nostri funghetti. Andremo ad aggiungere i nostri piselli. Loro cacceranno quel minimo di acqua, voilà, che permetterà alla cipolla di staccarsi ovviamente dal fondo. Se si va a questo punto potete aggiungere anche, non saprei, un po' di basilico, un po' di prezzemolo. Voilà, abbiamo inserito giusto un po' di basilico, ma ragazzi 1 minuto, 2 minuti di cottura dopo che avete aggiunto il prosciutto, che noi non è che li vogliamo cotti. Voilà, è finito già. Dobbiamo dare solo a loro un colpo di sapore, quindi non vi impegnate troppo, sono già cotti, quindi potete anche toglierli dal fuoco, perché per questa ricetta gli ingredienti servono tutti quanti freddi.
Ok, la besciamella l'abbiamo messa qua, adesso diamo un attimino qua sopra e continuiamo. Allora ragazzi, abbiamo preparato un po' di provola. Della mozzarella abbiamo preso solo la pellecchia perché quella, la mozzarella di qua di Parigi fa avuto stomaco. Poi abbiamo quindi i nostri piselli che sono comunque freddi, la nostra besciamella è praticamente pronta, abbiamo il nostro parmigiano reggiano. Che cosa volete di più? Allora, nel frattempo abbiamo messo la nostra pasta e quindi la scoleremo proprio al dente. Diciamo che la pasta la migliore sono i bucatini, però non è tenga, non me ne foto proprio. Quindi e facciamo i spaghetti, i spaghettoni rossi. Voilà. E diamo il tempo di cottura degli spaghetti, dopodiché li scoliamo e li facciamo raffreddare. Allora abbiamo scolato la nostra pasta molto al dente. Potete, se non avete tempo, farla raffreddare con l'acqua fredda, oppure la potete rimanere così e la fate praticamente raffreddare. Vedete già la pasta ha praticamente perso il suo calore. Guarda, e va bene così. Potete fare scendere l'acqua nel cesso, dopodiché mettete qui, io consiglierei i bucatini, però comunque, e aggiungete tutti gli ingredienti e mischiate, compreso la besciamella, tutti. Mi raccomando, fate come gli ingredienti sono salati, quindi abbiamo messo la mortadella che è salata, il prosciutto che è salato, i nostri piselli che sono salati, la besciamella l'abbiamo condita, l'abbiamo preparata, quindi non aggiungete altro e ammischiate proprio per bene. Alla fine potete aggiungere anche qualche altro aroma, quindi potete aggiungere del prezzemolo, del basilico. No, Ah no? no, stava con me no. Allora, ragazzi, quindi abbiamo aggiunto un po' di prezzemolo, un po' di basilico. Io spezzetto sempre a mano, mai con il coltello, perché il coltello tende ad ossidare e quindi si perdono molti sapori delle spezie. Allora, quindi diamo un'altra bella colpiata di girata. Allora, ragazzi, arrivati a questo punto, prendete una pirofila così quadrata, ok? Ed andrete a inserire la pasta, livellandola bene. Allora, ragazzi, avete fatto tutto quello che vi ho detto di fare? Adesso avete livellato bene la vostra pasta, prendete la pellicola e praticamente mettetela in frigorifero per un paio d'ore, un'ora e mezza, un paio d'ore. Se siete nella fretta, che magari in un paio d'ore voi dovete già preparare il vostro piatto, perché magari, non lo so, state facendo una piccola festicciola ma vi siete dimenticati di fare questo, potete metterlo anche semplicemente nel congelatore una mezz'oretta. Perché? Perché serve questo procedimento a fare in modo che la besciamella si pietrifichi, quindi diventa dura e quindi automaticamente c'è la possibilità di fare la forma delle frittatine. Potete cuocerla tutta così com'è al forno, potete fare quello che volete voi con questa pasta così. Allora, però dovete sempre sapere che la besciamella occorrono 20 minuti di cottura, quindi attenzione a come fate il vostro lavoro. Allora adesso della pellicola mettete in frigo per a noi sono le 6 di pomeriggio, quindi verso le 7:30 iniziamo anche a friggere, poi faremo la forma delle frittatine e vi farò vedere. E via ai fornelli, padellina, olio, già stanno appezzate, pan grattato, farina, pan grattato, farina e un bicchiere d'acqua, un bicchiere di farina e un bicchiere d'acqua, però te lo va sotto i piedi, tradotto si deve togliere da sotto i piedi. Sicuramente ci sta qualcuno, qualche polentone là, che stanno ancora incazzati per il fatto che abbiamo vinto con la Juve di merda, perché la Juve è una squadra io non sono tifoso, neanche del Napoli, non me ne frega un cazzo,
Però la Juve è una squadra di merda, imbroglioni, ladri, solo a loro danno... Oh, mamma mia. Non lo so come ha fatto, però Maurizio mi piace Dorino là sotto. Allora ragazzi, mentre stiamo riscaldando praticamente l'olio, e questo non si toglie da qua sotto che mi fa un'impressione a babbo, allora quindi prepariamo la nostra pastella. Una pastella, un bicchiere di farina, un bicchiere d'acqua. Quando è finito un altro bicchiere di farina, un altro bicchiere d'acqua, tutto blocco. Poi ci serve del pan grattato, voilà. Adesso prendiamo un bicchiere d'acqua. Ah, non posso vedere. Voilà, prendiamo un cucchiaio. Potete farla più liquida, quindi aggiungete un altro bicchiere d'acqua. La pastella deve essere fluida, Non fa niente se si fanno i grumi, non è una cosa... Cercate di non fare, cercate di scioglierla bene. Voilà. Non vi so detta, rimaniamo affondata la turca. Allora, adesso prendiamo la nostra pasta e incominciamo a fargli la forma. Come si fa? Potete prendere un po' di carta da forno. Ragazzi, come si fa? Si taglia. Vedete, è bella dura. Fate quadrati. Prima di lungo. Poi ogni pezzo è una frittatina. Poi dipende sempre da quando le volete grandi voi, D'accordo? Ora, per fare in modo di impastarle bene, o utilizzate quei guanti in lattice, ma non mi piace, mi dà fastidio, oppure vi bagnate leggermente le mani, prendete, modellate, mettete qua dentro, plaf, e spingete e fate uscire la forma della frittatina. Una volta che è uscita la forma della frittatina, prendete una forchetta o un qualcosa di più lungo, voilà, dove deve essere compressa ancora meglio. Abbiamo fatto l'errore, non vengono troppa poca besciamella, quindi non si formano. Oppure dovevano stare un po' di più. Comunque facciamo così, l'uam e frasca a mezzo, un po' di pan grattato che serve da fare, voilà, un po' di parmigiano reggiano sopra e a forno 20 minuti a 200 gradi. Voilà, allora ragazzi, ho provato il metodo, ho aggiunto un po' di pan grattato e praticamente si è fatta la pallina. Adesso prendiamo una palettina ed andremo a inserirle delicatamente e quindi fare la frittura. Allora, voilà, ragazzi, piatto terminato. Siamo riusciti a farne, però ce ne mancano 3. Dove saranno andate a finire? Non lo so. Ciao.